Allora, proviamo a immaginare questa scena. Siamo nel 1978 e il governo italiano, i vertici dei Carabinieri e il Ministero della Difesa si trovano improvvisamente costretti ad aprire un fascicolo di indagine. Un fascicolo ufficiale, esatto, non una chiacchierata da bar. Proprio così. Un'indagine su un sospetto decisamente, cioè, fuori dal comune. Parliamo di una creatura verde, alta 3 metri, con la pelle ricoperta di squame e occhi triangolari. E la cosa davvero sconvolgente qui non è la trama. È che non stiamo analizzando la sceneggiatura scartata di un film di fantascienza, ma documenti reali, verbali istituzionali scritti nero su bianco. Assolutamente. E abbiamo anche interrogazioni parlamentari e perizie tecniche firmate da pubblici ufficiali in servizio. C'è un livello di coinvolgimento statale che trasforma quella che potrebbe sembrare una semplice storia di folklore in uno dei cortocircuiti burocratici più pazzeschi della storia italiana. Pazzesco è dire poco. Cioè, quando l'assolutamente impossibile si scontra in modo frontale con, sai, il rigore delle forze dell'ordine e gli strumenti di misurazione scientifici, insomma, il risultato è un enigma che fa saltare per aria ogni logica. Ed è esattamente per questo motivo che la nostra esplorazione di oggi si concentra su questo frammento incredibile. Il caso di Pier Fortunato Zanfretta, un metronotte genovese che tra il 1978 e il 1980 ha giurato e spergiurato di essere stato rapito da entità aliene, per ben 5 volte. 5 volte, sì, una costanza impressionante. Per decostruire questa vicenda ci siamo basati su un'analisi molto rigorosa presa da un video del canale YouTube SPAC Sardigna, che si legge proprio SPAC Sardigna Paranormal Archaeology Channel. Ottime fonti. Però guarda, credo sia fondamentale fare una premessa prima di tuffarci nei dettagli. Assolutamente, prego. La missione di questa nostra analisi oggi non è emettere una sentenza definitiva sull'esistenza degli extraterrestri o capire se gli alieni amano passare le vacanze in Liguria, ecco. Sarebbe bello, ma no. Esatto. L'obiettivo per chi ci ascolta è sezionare oggettivamente i fatti. Il fulcro magnetico di questa storia sono le prove fisiche, quelle raccolte sul campo e le reazioni di un intero sistema istituzionale che ha dovuto gestire qualcosa di completamente fuori scala. Allora, mettiamo subito a fuoco il palcoscenico, diciamo. La notte tra il 6 e il 7 dicembre del 1978, a Marzano di Torriglia, un paesino sperduto nell'entroterra genovese. Un posto isolatissimo. Totalmente. E qui entra in scena il protagonista, Pier Fortunato Zanfretta, 26 anni, ex circense, cresciuto in una famiglia enorme, tipo con 12 fratelli. È un padre di famiglia, marito devoto e soprattutto un dipendente considerato impeccabile all'Istituto di Vigilanza Val Bisagno. Un profilo di persona stabile, insomma. Esatto, un lavoratore normalissimo. È una notte gelida, temperature sotto lo zero. Zanfretta sta pattugliando da solo in auto queste strade ghiacciate. Si dirige verso la villa disabitata di un medico. Una villa che, ironicamente, chiamano Casa Nostra. Un nome, un programma. Vero. Mentre percorre la stradina per arrivare al cancello, all'improvviso il motore della sua auto muore, si spegne. E nello stesso identico istante la radio di bordo smette di trasmettere. Fine delle comunicazioni. E ricordiamo che siamo in un'epoca senza cellulari. Un blocco meccanico ed elettrico simultaneo in quelle condizioni significa isolamento totale. Sei tagliato fuori dal mondo. Nel buio e nel gelo assoluto. Esatto. Immerso in questo silenzio di ghiaccio. L'unica cosa che Zanfretta percepisce dall'esterno sono 4 luci anomale. Luci che sembrano danzare nel giardino di questa villa disabitata. E la reazione di quest'uomo è forse la cosa più credibile di tutta questa faccenda. Cioè, il suo primo pensiero non è certo «Oh, guarda i dischi volanti!» Assolutamente no. Certo che no. Pensa da professionista della sicurezza. Esattamente. Processa l'ipotesi più banale. Ci sono 4 ladri con le torce che stanno svaligiando la villa. Quindi segue il protocollo. Prende il suo revolver d'ordinanza, una calibro 38 Special della Smith & Wesson, scende dall'auto e si avvicina. Nel buio più totale. Sì, scavalca il cancello cercando di non fare rumore, striscia rasente il muro, vuole cogliere i ladri di sorpresa, immagina la tensione. Si posiziona, trattiene il respiro e,
Di colpo sente una pressione fisica. Una mano gigantesca gli si appoggia sulla spalla da dietro. Mamma mia! Questo è l'apice del terrore primordiale, l'istante preciso in cui la normalità collassa. Lui si gira di scatto con la pistola pronta a sparare, ma non ci sono ladri. Si ritrova faccia a faccia con questa creatura, alta quasi 3 metri, che lui poi descriverà come un essere di un verde marcescente. Un verde marcescente, sì, con la pelle tutta squame raggrinzite. Come un enorme rettile, esatto. A quel punto la torcia gli cade di mano per il terrore. Prova a scappare, inciampa e lì capisce una cosa pazzesca. Le 4 luci che aveva visto non erano torce. No. Era un gigantesco oggetto volante, di forma triangolare, largo più della villa stessa, e si solleva dal prato emanando un calore accecante, schizzando via nel cielo con un sibilo spaventoso. Lui corre verso la macchina, la radio riprende a funzionare per miracolo e lui urla alla centrale. Quella famosa registrazione audio. Esatto, dove urla «Non sono umani, mio Dio, sono orrendi». Sai, se la storia finisse con questo verbale radiofonico, psichiatri e sociologi chiuderebbero il caso in 5 minuti. Lo etichetterebbero come allucinazione e via. Praticamente sì, un'allucinazione scatenata da un picco di stress estremo, un uomo solo, al buio, isolato. Caso chiuso. Ok, analizziamo la cosa, perché se ci fermiamo qui sembra davvero il cliché riciclato di un B-movie degli anni 50. Cioè il guardiano solitario, la casa nel bosco, il mostro squamoso, la pistola che non serve a niente. Fa quasi sorridere, per quanto è narrativamente perfetto. Ma è proprio qui che il caso si rifiuta di farsi archiviare. Il punto di rottura arriva circa un'ora dopo, con l'arrivo dei colleghi metronotte. I rinforzi. E cosa trovano? Trovano i dettagli fisici che distruggono l'ipotesi dell'allucinazione. Trovano Zanfretta a terra. È in stato catatonico, occhi sbarrati, punta la pistola contro i suoi stessi colleghi, non li riconosce minimamente, devono placcarlo per disarmarlo. Completamente sotto shock. Totalmente. E mentre lo sollevano dall'asfalto, notano la prima anomalia termica impossibile. I vestiti di Zanfretta sono caldi, ma non tiepidi tipo calore corporeo, sono roventi, come se fosse stato appoggiato a una stufa accesa. E ricordiamo che era steso sull'asfalto ghiacciato da quasi un'ora. Con temperature sotto lo zero, è un'incompatibilità termodinamica totale. E il mattino dopo, alla luce del sole, arrivano i carabinieri. Ispezionano il giardino e trovano il prato dietro la villa che la sera prima era coperto di brina, letteralmente bruciato. Le famose impronte. Sì, 2 aree enormi, a forma di ferro di cavallo, diametro di 3 metri l'una. I periti certificano che un peso incalcolabile ha compresso e surriscaldato la terra. E poi il cancello in ferro divelto, un muretto crollato. I carabinieri entrano nella villa e scoprono che non manca niente, nessun gioiello, nessun mobile. Oh, aspetta. Questa è la parte che mi fa impazzire. L'unica cosa che manca, l'unica cosa che risulta scomparsa da quella casa è un uccello impagliato. Esatto, un rapace imbalsamato. Cioè non ha alcun senso. Ma sai, nella sua totale insensatezza, questo dettaglio aggiunge una specie di grana di autenticità. Cioè, quale ladro umano ignorerebbe l'argenteria per portarsi via un vecchio uccello impagliato? Nessuno. È assurdo. Ma aspetta un attimo. Prima accennavi alle testimonianze, ed è qui che mi serve una spiegazione. Perché il brigadiere dei carabinieri, Antonio Nucchi, che tra l'altro stimava molto Zanfretta, inizia a fare indagini in paese? E scopre una marea di testimoni. 52. 52 persone diverse, che esattamente in quella finestra temporale hanno visto un'enorme luce fortissima sollevarsi in cielo da quella zona. E tra loro c'era persino un brigadiere della Guardia di Finanza. Voglio dire, un conto è il metronotte traumatizzato, ma come spieghiamo la suggestione di massa di 52 persone? C'è una logica sociale o dobbiamo arrenderci agli alieni? Allora, l'aspetto affascinante qui è proprio il cortocircuito tra la percezione individuale e il contesto storico. Per capire queste 52 persone e lo stesso Zanfretta, dobbiamo calarci nell'Italia del 1978. Anni difficilissimi. L'apice assoluto degli anni di piombo. Solo pochi mesi prima c'era stato il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. Le città, e Genova in particolare, vivevano in un perenne stato d'assedio. Bombe, sparatorie.
Una tensione continua. Esatto. Chi faceva la guardia giurata lavorava con l'ipervigilanza attivata, col terrore costante di finire in un'imboscata. Un'intera popolazione cronicamente traumatizzata. E a questa polveriera aggiungeci un elemento culturale fortissimo. Il cinema. Sì. Alla fine del 78 esce Incontri ravvicinati del terzo tipo. C'è una febbre nazionale sugli UFO in TV e sui giornali. Quindi, quando c'è una pressione sociale estrema, se vedi un bagliore inspiegabile nel cielo, che magari in tempi normali scambieresti per un fulmine o un fenomeno meteo, il tuo cervello lo processa attraverso il filtro della cultura pop del momento. Riempi i voti con quello che hai sotto mano. Esatto. Razionalizzi l'anomalia usando i dischi volanti, perché è il vocabolario visivo più disponibile. Una razionalizzazione collettiva, che ci porta dritti al ruolo della stampa, perché i giornali dell'epoca si buttano sul caso e si spaccano a metà. Molti lo ridicolizzano, ma Rino Di Stefano, un giornalista, nota qualcosa di importante. Nota che Zanfretta è terrorizzato per la sua vita reale. Precisamente, è l'opposto di un mitomane. Piange, è disperato all'idea di perdere il porto d'armi. Se perde la pistola, perde il lavoro e non dà da mangiare ai figli. Non sta cercando fama o soldi. Vede la sua sanità mentale a rischio. Così, disperato, si affida al dottor Mauro Moretti per fare un'ipnosi regressiva. E l'ipnosi spalanca le porte a una narrativa che va decisamente oltre la semplice luce nel bosco. Totalmente. Sotto ipnosi spara dei dettagli deliranti. Dice di essere stato portato sulla nave e che questi esseri di 3 metri respirano un'atmosfera diversa, quindi portano dei respiratori. E quando li tolgono? Rivela bocche deformi e piene di spuntoni. Per comunicare si mettono un traduttore luminoso sulla bocca, occhi gialli enormi, fronte con vene rosse pulsanti. Dicono di chiamarsi Dargos, vengono dal pianeta Titania in un'altra galassia e, la cosa peggiore, promettono di tornare in forze. Dettagli che, ammettiamolo, sembrano ricalcare in modo quasi didascalico i fumetti pulp e le space opera degli anni 50, l'inconscio che si costruisce una sua mitologia per autodifesa. Sì, ma ti faccio una provocazione. Se l'ipnosi svela solo l'immaginazione di un uomo traumatizzato, perché un ex circense sobrio, padre di famiglia, dovrebbe inventarsi una roba del genere? Lui lo sapeva che dire di parlare con lucertoloni giganti gli avrebbe fatto perdere lavoro e pistola. Perché distruggersi la vita? È una domanda validissima. E ti dirò di più. Se la teoria dell'allucinazione può in qualche modo reggere per il primo evento, crolla tutto quando l'anomalia smette di essere un prato bruciato e inizia a viaggiare su 4 ruote. Eccoci al punto di flesso, dove la fisica entra prepotentemente nella storia. Arriviamo al 26 dicembre. Secondo rapimento. Piove a dirotto, nebbia fittissima. Zanfretta è sulla sua Fiat di servizio. Di colpo l'auto accelera e sterza da sola. I comandi non rispondono. Freno a mano, pedale, volante, zero. La macchina è guidata da una forza esterna. E come lo trovano dopo? Lo trovano ore dopo rannicchiato in un campo. Fuori ci sono 3 gradi e diluvia, ma i suoi vestiti sono caldissimi e completamente asciutti. Incredibile. Ma la macchina è ancora peggio. L'abitacolo è un forno. Il tettuccio esterno scotta così tanto sotto la pioggia che i colleghi non riescono ad appoggiarci la mano. E i carabinieri controllano. Il riscaldamento interno è spento e freddo. Intorno all'auto ci sono orme di mezzo metro. E dalla sua pistola mancano 5 colpi. Ha sparato a qualcosa. Guarda, di fronte a misurazioni così incontestabili, cioè un'auto surriscaldata senza una fonte di calore endogena, i carabinieri locali alzano le mani. Non possono spiegarlo. Non sanno che pesci prendere. Esatto. Il fascicolo vola direttamente al Ministero degli Interni, ai comandi militari. Finisce persino in Parlamento, interrogazioni formali al primo ministro Andreotti e a Ruffini, il ministro della Difesa. Lo Stato italiano si ritrova a discutere ufficialmente di alieni. Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante, perché le istituzioni cercano in tutti i modi di dare del pazzo a Zanfretta. L'Istituto Valbisagno lo sospende, pretendono una perizia psichiatrica completa. Che però gli dà ragione, giusto? Perfettamente. I luminari della neurologia lo esaminano e dichiarano: sano di mente, nessuna psicosi, totale lucidità. A quel punto lui, sfinito dall'essere trattato da bugiardo, va a Milano. Si offre volontario per farsi iniettare il pentotal sodico dal professor Marchesan, il siero della verità. Una mossa estrema. Estremissima.
E sotto siero ripete per filo e per segno la storia degli alieni. Tutta la stampa impazzisce e dice «Ha detto la verità col siero, quindi gli alieni esistono per forza». Ma qui dobbiamo assolutamente smontare questo falso mito del Pentotal. L'idea che un farmaco ti costringe a dire la verità oggettiva è una colossale invenzione dei film. Ah, interessante. Spiegaci meglio. Scientificamente il Pentotal è solo un potente barbiturico. Abbassa drasticamente le difese coscienti, le inibizioni, ti rende molto loquace e letargico, ma non ti trasforma in una macchina della verità assoluta. Quindi, per usare una metafora, non è un navigatore satellitare che ti porta infallibilmente alla verità oggettiva. È più come togliere i freni a una macchina in corsa. Non puoi scegliere la destinazione reale, ma la macchina andrà esattamente dove la mente del guidatore crede di dover andare. È un'analogia perfetta. Se tu credi nel profondo di te stesso, di aver vissuto una determinata esperienza, vera o allucinata che sia sotto Pentotal, la racconterei come una verità incrollabile. Non c'è filtro. Però questo ci dice molto sul dramma umano di Zanfretta. Sottoporsi a un farmaco così invasivo dimostra la sua disperazione nel voler far coincidere la sua realtà interiore col giudizio del mondo esterno. Disperato tentativo di farsi credere. Ma spostiamo il focus all'esterno. La notte del 4 dicembre 1979. Il quarto incontro. Qui cambia tutto. Zanfretta non è più solo. Ci sono testimoni diretti dell'evento. Esatto. 4 pattuglie di colleghi sono in strada e tutte via radio segnalano la stessa cosa. Una nube luminosa, densa, bassa nel cielo. Da lì partono 2 fasci di luce potentissimi che colpiscono le auto. Tutti i motori si spengono simultaneamente. Il comandante, il colonnello Cassiba, va nel panico. Esce, impugna la pistola e scarica l'intero caricatore contro questa massa di luce. E poi prende anche l'arma del collega e spara in aria. C'è pazzesco. A questo punto mi chiedo, se un comandante esperto spara contro una luce nel cielo e tutti i motori si spengono, l'ipotesi dell'allucinazione singola di Zanfretta è morta e sepolta, no? Assolutamente. Questo è il punto di non ritorno. L'indagine qui smette di essere roba da psicologi e diventa puramente tecnica. Abbiamo un fenomeno fisico, elettromagnetico, visto da guardie armate addestrate. E la reazione dell'Istituto Valbisagno è puro genio. Un capolavoro da film di spionaggio. La famosa trappola tecnologica. Esatto. Decidono di smettere di fare psicoanalisi e fanno gli ingegneri. Prendono la Fiat 127 di Zanfretta, in segreto, e la modificano. Mettono una radiotrasmittente potentissima per tracciarlo, sensori magnetici, poi l'idea folle. Legano le 4 ruote al telaio con dei cavi d'acciaio spessissimi. Cavi che potevano rompersi solo in un caso specifico, giusto? Solo ed esclusivamente se l'auto fosse stata sollevata di peso da terra, contro la forza di gravità. Per chiudere, mettono un termometro a memoria nell'abitacolo. Per chi non lo sapesse, il termometro a memoria non è digitale, ha un cursore meccanico spinto dal liquido. Quando la temperatura sale, il cursore sale. Se la temperatura scende, il cursore resta bloccato sul picco massimo. Non può imbrogliare. È un dato empirico, nudo e crudo. E a febbraio del 1980 la trappola scatta. Quinto rapimento. Lui sparisce. I colleghi seguono il segnale radio e trovano l'auto in bilico su uno strapiombo. E qui la logica va in tilt. I periti arrivano e trovano tutti e 4 i cavi d'acciaio tranciati di netto. Una forza sovrumana. E il termometro a memoria. Il cursore bloccato su 43 gradi centigradi. 43 gradi. In una macchina spenta, su una montagna, a febbraio in Liguria. Trovano Zanfretta lì vicino, mezzo assiderato, aggrappato a un ramo per non cadere di sotto. Se colleghiamo questo al quadro generale, la frizione cognitiva è massima. Da una parte hai la metallurgina e la termodinamica che dicono qui è successo l'impossibile. Dall'altra l'ipnosi successiva produce resoconti che sfidano davvero il senso del ridicolo. Sì, quindi cosa significa tutto questo? Sotto ipnosi lui dice robe allucinanti. Dice che sulla nave ha visto un uomo rana chiuso in un tubo di liquido blu, ostaggio degli alieni. Poi gli danno pure una missione diplomatica. La sfera dorata, giusto? Sì, gli affidano una sfera trasparente con dentro un tetraedro dorato che dà la scossa. E gli dicono di consegnarla all'astrofisico americano J. Allen Hynek. Cioè, ma dai,
E poi la voce di Zanfretta sotto ipnosi cambia, diventa metallica, gutturale e inizia a parlare in una lingua aliena, registrata dal dottore, e minaccia i presenti dicendo: «Presto ci faremo vedere e speriamo non accada nulla di male». C'è un paradosso filosofico assurdo in questo epilogo. Le istituzioni umane hanno cercato di ingabbiare l'ignoto con strumenti finiti, tipo cavi d'acciaio e mercurio. E l'ignoto ha rotto i cavi e ha risposto con una sceneggiatura da fumetto pulp. Uomini rana, piramidi. È incomprensibile. Ma l'eccezionalità del caso è proprio che queste tracce dell'impossibile sono state certificate dalle istituzioni. Ufficiali, periti, carabinieri, non i teorici del complotto su internet. E alla fine qual è il bilancio per l'essere umano Zanfretta? È devastante. Non è diventato ricco, non ha fatto TV. A 26 anni, per lo shock, i capelli gli sono diventati completamente bianchi. Poveretto. Ha perso temporaneamente il porto d'arme e la sua identità professionale. È stato preso in giro da tutti, alienato dalla famiglia. Una vita distrutta da un evento che lui ha giurato di aver vissuto. Sai, questo solleva una domanda importante e attinge a un documento storico incredibile. La costa ligure non è nuova a queste invasioni dell'assurdo. Ci sono documenti ufficiali del 1608 che descrivono enormi creature marine davanti a Genova. Nel 1608? Sì, esseri giganteschi, teste da rettile, squame. La percezione della minaccia fu così reale che il Senato di Genova fece sparare 800 colpi di cannone in mare per respingerli. 800 colpi di cannone nel Mar Ligure. È la stessa identica cosa del colonnello che spara la nuvola 3 secoli dopo. Esattamente la stessa reazione all'ignoto. I miti si evolvono con la tecnologia. Mostri marini nel 600, astronavi nel 900. Ma il palcoscenico resta lo stesso, epicentro di fenomeni inclassificabili. Ed è una riflessione perfetta per chiudere. Un interrogativo da portarsi via per chi ci ascolta. Quando prove fisiche, meccaniche e istituzionali inconfutabili supportano l'impossibile, cosa dobbiamo mettere in discussione? L'affidabilità dei nostri strumenti logici e scientifici o la presunzione che la mente umana sia già in grado di comprendere tutte le dimensioni della realtà? Un pensiero che dimostra come la verità spesso non stia nelle risposte che troviamo, ma nell'inadeguatezza delle domande che facciamo.